Jessica Darbon, bel applauso alle nostre due presentatrici. Dedicata alla bellezza e alla classe delle ragazze. Questa serata sarà appunto dedicata alle ragazze del casting Veneto del concorso nazionale Miss Reginetta d'Italia. Bene, prima di tutto ovviamente vogliamo ringraziare colui che è il padrone di casa, che ci ospita questa sera e in questo bellissimo locale che è appunto l'Officina del Gusto, ed è il signor Lorenzo. Quindi facciamo un applauso e chiamiamo anche subito qui sul palco insieme a noi Giulio Romi, che è appunto l'agente regionale per quanto riguarda il concorso. Uscite, presentazione delle ragazze e diciamo tutto il resto. Ok, buonasera a tutti, aspetta che ci spostiamo. Qua va bene? Un po' più dietro? Scusate, noi improvvisiamo, Allora, innanzitutto, come diceva appunto, grazie a Lorenzo del locale, poi grazie a voi che siete intervenuti. Questa è la seconda tappa per la nuova stagione 2016 del concorso nazionale Miss Reginetta d'Italia. Abbiamo anche la vincitrice della prima tappa che dopo presenteremo. E, le uscite sono due praticamente. Questo è un po' diverso dalle classiche selezioni, dalle classiche tappe, perché è un casting un po' arricchito diversamente dai classici casting. Quindi noi avremo due uscite più una sorpresina finale, e le due uscite sono in casual e in costume, che vedremo appunto le nostre 10 partecipanti sfilare. La giuria voterà queste 10 ragazze, dopodiché ci saranno 3 fasce, anzi 4, di cui 3 votate dalla giuria e 4, la quarta, che non è la quarta classificata ma può essere anche arrivata sesta o settima o ottava, è comunque una fascia speciale che daremo a una ragazza scelta dall'agenzia che organizza la serata e dagli sponsor. Quindi io vi auguro un buon divertimento e passate una bella serata. Non abbiamo tantissimo tempo, nel senso che durerà un'ora e mezza, un'ora e un quarto, perché le ragazze sono poche, visto il locale abbiamo selezionato poche ragazze. E comunque dicevo, le 4 fasciate di questa sera saranno in finale regionale il 20 agosto a Villa Italia di Padova per la finale regionale, poi a sua volta sceglieremo le finaliste nazionali. Vi lascio alle mie stupende presentatrici per la primissima uscita, buon divertimento. Grazie mille Giulio. Però io e Elena questa sera non saremo sole, infatti abbiamo una bellissima valletta che è una modella, anche una fotomodella, e ve la presento subito. Lei è Rina Passuso. Bene Arina, intanto diciamo che appunto una delle ragazze che sono già in finale e sarà alla grande finale a Padova il 20 agosto, quindi un applauso per lei. Jessica, ora andiamo a salutare la giuria così la presentiamo un po' tutti. Presidente di giuria questa sera, titolare dell'atelier Roberta Sposi di Sacro Parma. Poi abbiamo Inna Sumariuk, titolare dei Gioielli dell'Acquario. E per ultimi ma non meno importanti, Cinzia Macchioni, che vede la sua presenza in innumerevoli concorsi accompagnata da Pierangelo Darbon. Entrambi come appunto giuria popolare. Non sono i meno importanti perché sono i più critici che state tenendo attenti, perché hanno occhio per vedere ma non solo.
bellezza ma soprattutto il portamento. Quindi non è importante solo che una ragazza sia bella esteriormente, ma anche che si sappia muovere, che sappia come posare e soprattutto che si faccia riconoscere in passerella. Benissimo, ora andiamo a ringraziare un'altra parte importantissima della serata, che sono appunto i nostri fotografi. Allora abbiamo Fabio Gottardo, Antonella Sessolo, Graziano Baroni, Gianni Ceroni, e abbiamo anche il piacere di avere le video riprese di Giulio Bardelli e Mario Bonesi. Dopo le presentazioni entriamo nel vivo della serata con la prima uscita delle nostre splendide miss. L'uscita, che appunto sarà la prima, vedrà sfilare le nostre miss in casual. Ricordiamo alla giuria di votare e comunque di essere sempre obiettivi appunto nelle votazioni. Un applauso, grazie.
Inna Sumariuk. Allora, la passione per la manualità creativa la accompagna da sempre e le piace esplorare con la fantasia vari settori della manualità, e quindi proprio da queste creazioni di fantasia e appunto che nascono da questa grandissima passione arriva Gioielli dell'Acquario. E la invitiamo qua sul palco e facciamo un bel applauso. Ricordiamo che lei ha bracciali, collane, pendenti, orecchini e insomma con tantissime forme diverse, che appunto questi gioielli molto originali. E sono tutti realizzati a mano, con angolo sottile, con una ricerca estrema, veramente minuziosa. Vuoi parlarci un po' tu appunto di queste tue creazioni? Vuoi dire qualcosa, 2 parole? Allora, è una passione veramente incredibile, perché ogni cosa che faccio è un pezzo della mia anima e lo faccio con cuore. E mi piace tanto quando apprezzano quello che faccio. Bell'applauso a Inna, è un po' timida, però sono tutti gli artisti un po' timidi. Ricordiamo anche che questa sera la prima classificata avrà una collana offerta appunto dai Gioielli dell'Acquario. Abbiamo avuto, per esempio io e Jessica, la fortuna di sfilare sui gioielli. Sono veramente bellissimi, molto particolari, molto arrabbiati. Sono dei prodotti che sono unici e limitati perché appunto viene fatto un pezzo e quindi chi lo otterrà o comunque chi vuole acquistarlo sarà un suo gioiello unico perché non ci sono copie. Dopo questa presentazione passiamo a un altro ramo. Come ad ogni tappa della Miss Reginetta d'Italia c'è il momento dello spettacolo. Questa ragazza effettuerà una danza polinesiana che è pura cultura e tradizione delle isole tahitiane. L'energia dei movimenti dei fianchi simboleggia la madre terra, la morbidezza delle mani racconta la storia descritta del canto. È tutto tra mente, corpo e spirito. Un messaggio d'amore rivolto a tutti che sicuramente Gloria saprà comunicarvi. E con noi, adesso, si esibirà Gloria Baessato. Un applauso, grazie. Adesso passiamo a un piccolo dettaglio ma non rilevante. Come potete vedere, le bellissime acconciature sono state realizzate a cura di Elisa Frison, che nel suo studio prevede ad arrivare l'acconciatura dal dettaglio al passato attraverso un nuovo look per personalizzare lo stile e il colore, mesh, colpi di sole, tono su tono. Il salone si chiama Air Fashion, è un salone unisex e sarà perfetto per raccogliere i desideri e realizzarli con professionalità e creatività. La titolare, Elisa, e la sua dipendente Sissi da 6 anni fornisce anche servizi speciali, quali acconciature personalizzate per la sposa e l'allungamento dei
anni, vengo da Vigo e studio liceo linguistico, sempre da Vigo. E so parlare due lingue, il tedesco, oltre all'italiano ovviamente, e sono anche vaticana da 9 anni e quindi spero che questa serata vi sia piaciuta e è tutto. Studio ragioneria al CAPI in centro. Buonasera a tutti, mi chiamo Laura Speciale, ho 17 anni, vengo da Padova e studio all'odontotecnico e sono al 4 anni. Buonasera a tutti, mi chiamo Anastasia Coruseva, vengo da Mestre, la mia nazionalità è russo-greca, ho 16 anni, studio a Venezia e faccio il linguistico turistico. Grazie mille, buonasera.
Jessica Dalbò. Stavo dicendo prima che se non sentite niente musica o volume non è colpa di nessuno, purtroppo ogni tanto qui l'impianto fa i capricci, abbiate pazienza. Questa è Miss Reginetta d'Italia, seconda tappa Veneto. Volete parlare? No. No, volete raccontare la barzelletta? Non va. Non va? Non va il tuo microfono? Vedi, ogni tanto tu. Questo impianto è così, dovevamo provarlo prima. Ci va? Prova? Parla forte? Prova. Più forte? Prova. Ok, allora, le due uscite le abbiamo viste per la giuria, adesso ci saranno i conteggi, vero? Sì, adesso sì. Adesso sì, Sì. Adesso ci saranno i conteggi, poi ci sarà un'uscita sorpresa per gli ospiti. Sì, prima però abbiamo un'altra... Abbiamo un altro intermezzo musicale, sempre di Gloria, che ci mostrerà un'altra esibizione. Pronta? È pronta Gloria? Sì. Gloria. Un applauso a Gloria Palsacco. Allora, dovremmo essere quasi pronti adesso per la sorpresina finale, aspettiamo ancora un po' di Allora, siamo pronti per, dicevo, le premiazioni, le prime tre classificate inizieremo dalla terza, poi seconda e poi la prima, ho l'onore di essere io ad annunciare appunto che sono le vincitrici, in finale regionale il 20 agosto a Villa Italia di Padova, vi aspettiamo. E c'è una quarta fascia, che daremo una fascia speciale appunto che non premiata, non votata dalla giuria ma premiata dall'agenzia e dagli sponsor. Prima di andare avanti io chiamerei la nostra primissima vincitrice della prima tappa Veneto, che è Giorgia Bianca. Eccola qua.
fotografi che stanno fotografando, per piacere, quando mi date le foto, le pubblicate, mettete una didascalia. Giulio Rovi è alto 1,80 m. No, perché messo così sembro Magalli, no, sono loro che sono alte. Bene, allora, insieme a queste stupende ragazze, Giorgia, Arina, finaliste, le due presentatrici, adesso andiamo a premiare le prime 3 classificate. Direi di far venire qua, chi facciamo venire qua? Facciamo venire la signora Marchioni? Venga, un applauso. Vi faccio la terza classificata, intanto le nostre ragazze stanno uscendo, li mettete in parte, in modo che giustamente le foto vadano a loro. Adesso avete la lì e annunceremo appunto le fasciate di questa sera. Poi c'è la sorpresina finale, attenzione, perché subito dopo che abbiamo consegnato le fasce c'è una sorpresa finale grazie a Roberta, abiti da sposa. Dunque, signora Marchioni, come va? Bene? C'è tuo marito? Lo so perché siete benissimo separati. Tutto bene? Come sta andando? Benissimo, benissime tutte le ragazze. Jessica? Benissimo. Jessica, una delle nostre due presentatrici, l'avete vista? Ha vinto di tutto e di più, quindi adesso vado a presentare. Gentilmente gli impegni qua, già è la busta numero 3, tutto regolare. Ecco, prima di dare i nomi delle facciate, ricorda alle ragazze che ci saranno altre tappe, quindi non possiamo lasciarvi tutte stasera, avete altre possibilità di venire in finale regionale, poi eventualmente alla finale nazionale, quindi tranquille. Dopodiché per le facciate naturalmente vi aspetto il 20, poi abbiamo modo di parlare singolarmente, il 20 agosto a Padova. Prima però mi è venuta in mente una cosa, questa sera ho visto che c'è una ragazza che sfida con noi alle finate. Fernanda, dove sei? Vieni. Vorrei anche un applauso ai fotografi. Bene, allora, prima iniziamo con la fascia speciale, ok? Fascia speciale offerta dall'agenzia e dagli sponsor. Non è votata questa ragazza dalla giuria, è votata da noi. Lo permette il regolamento, perché non dobbiamo portare un certo numero di ragazzi alla finale regionale e poi alla finale nazionale, e quindi il regolamento permette di premiare una fascia speciale. Fascia speciale anche lei in finale regionale il 20 agosto. È la prima volta che partecipi? Sabrina, vero? Ecco, beh, penso che per essere la prima volta è una bel premio, no? Ok.
Ricordatevi ragazzi che abbiamo altre tappe. Resta pure di qui la donna, benissimo. Siamo pronti per la numero 3 interpretata dalla giuria. Vi dicono anche che tra le prime 3 classificate la giuria, tra una e l'altra c'è un voto di differenza. Quindi questa è una dimostrazione del fatto che tutte delle belle brave talentuose. La numero 5 di controllo. Giù in entrata Gloria. Allora c'è anche per le prime 4 per Sabrina, eccolo qua, per la numero 3 Nicole, eccolo qua, soggiorno per una settimana per 4 persone. Sabrina porta cosa Sabrina, dentro ci sono le istruzioni da scegliere in possibilità. Allora la numero 3 abbiamo detto chi è contatto per la giuria. Ma grazie Cinzia. Andiamo alla numero 2. Seconda classificata, sembra un punteggio dalla prima, quindi la terza era un punteggio dalla seconda, la seconda è un punteggio solo un punto dalla prima. Seconda classificata, Laura Speciale. Anche lei in finale regionale il 20 agosto in Italia di Padova. Ricordo ancora una volta, lei pure io da brava, sei già floreale tu di persona. La parola Gloria Valsato mi consiglia il signore Laura, anche terza, la seconda, Sabrina purtroppo contentati. Bene, passiamo alla primissima posizione. Secondo voi chi vince? Si fanno, sapete non commesse, dai, dite il numero, vieni. 9, 10, c'è il papà della 10, c'è la mamma della 9, 10. Più forte, fatemi sentire. 9. È un po' difficile, io credo che la giuria abbiamo avuto dei coltelli questa sera che sono tutte bellissime. Tra l'altro, come dicevo, solo un punto di differenza tra le prime due. Seduta prosecco stasera. Laura ama il prosecco. Ecco. Prima classificata, questa seconda tappa, Casting Veneto, qui all'Officina del Lusso di Mestre è la numero 8. Vabbè.
abbiamo anche la collana dei gioielli dell'acquario. Nel frattempo, il minuto in postazione, dicevo, voi signori che siete seduti, adesso c'è l'uscita di Roberta abili da sposa e usciranno Elena Mick, Jessica D'Albore e Arina Passusciò. Daremo una presentazione naturalmente anche a Roberta abili da sposa. Dopo le ragazze ascoltatevi, dopo quando abbiamo fatto l'uscita sposa, le ragazze torneranno tutte fuori per altre foto. Solo una. Va bene? Solo questa. Ecco, quindi adesso rientrate. Un applauso a tutte le ragazze, potete rientrare. Dopo torneranno tutte fuori di nuovo per le foto, tutte, non solo le fasciate, ma nel frattempo vogliamo presentare Roberta abili da sposa, che anche lei è una delle nostre affezionate, ci segue quasi ovunque, e questa sera con noi incontriamo Roberta abili da sposa con le sue collezioni. La trovate in piazzetta Carlo Rosso 5 a Piove di Sacco. Facciamo direi un primo applauso iniziale.
fare? Giorgia? Nessuno. Fernanda? Carla? Stasera va male, nessuno. Io 2 volte. C'è qualcuno che deve sposarsi? No, comunque, tanti scherzi, niente da fare. Roberta, mi auguro che ci seguirà anche nelle prossime nostre serate, comunque nelle nostre serate di moda. Noi siamo in Veneto soprattutto con eventi moda e bellezza, Fashion Lady, appunto l'agenzia che organizza questi concorsi di bellezza per Miss Reginetta d'Italia, e le sfilate di moda in Veneto, Carla Levi e Giulia Roma. Bene, allora le facciate le abbiamo date, adesso usciranno tutte le ragazze. Un applauso di nuovo a Roberta Elena Micchio e Jessica Dalbò.